Carissimi amici, buona giornata a tutti voi. Come vedete mi trovo all'inizio del cammino di questa strada che porta verso Sella Sant'Agnese, Gemona del Friuli. C'è una bella giornata splendida del mese di aprile, si sentono anche cantare gli uccelli. Ecco, allora partiamo per questa passeggiata. È bello camminare nella natura, questo paesaggio naturale, nel silenzio di questa bella giornata, e si sentono e si ascolta una musica stupenda. Gli uccelli che cantano e lodano a loro modo il dono della vita. E nel silenzio, inseriti in questa splendida natura, ogni tanto si incontra per una piccola sosta qualche segno anche importante della nostra fede cristiana. Ecco, qui allora qualcuno ha voluto mettere in evidenza Gesù sulla croce. Che il Signore davvero ci accompagni in questo cammino della Quaresima verso la celebrazione della Pasqua, mistero di morte e di risurrezione. E man mano che continuo sul mio cammino, il sole sembra essersi fatto ancora più luminoso e il cielo ancora più limpido e più azzurro. E mi fermo anche per contemplare questo spettacolo, questo panorama sulla città di Gemona e i dintorni. Si riesce a vedere e distinguere abbastanza bene il forte di Osoppo, il ponte di Braulins, il ponte di 17 arcate sul tagliamento. Ecco allora questo splendido paesaggio. Continuiamo nel nostro cammino e mi accorgo anche che lungo la strada qualcuno ha messo il mistero della Natività, la Vergine Maria e San Giuseppe con il bambino Gesù. E qui il cammino sta diventando un po' più duro, un po' impervio. Guardate che masso, che roccia. Siamo su una specie di scorciatoia, sul sentiero che accorcia un po' il nostro cammino. Ed ecco, possiamo dire l'ultimo tratto, gli ultimi metri prima di raggiungere la nostra meta, Sella Sant'Agnese. Ed ecco raggiunta la meta, questo splendido prato, questo cielo limpido, si intravede la chiesetta di Sant'Agnese e poi ecco questo simbolo della passione e della morte del Signore che ci aiuta ancora una volta a vivere questo cammino della Quaresima per celebrare il mistero della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Ed ecco, vi offro le ultime immagini di questo nostro piccolo video
Siamo proprio giunti, ecco qui la chiesetta dedicata a Sant'Agnese che dà il nome a questo luogo, qualche costruzione d'intorno, ma soprattutto questo splendido prato, questa meraviglia che ricordo che ogni anno ci sono vari appuntamenti con i ragazzi, con i giovani, con la popolazione di Gemona, soprattutto nel giorno dell'Ascensione, quando oltre alla celebrazione della messa poi si conclude con un'agape fraterna e la festa degli aquiloni in questo splendido luogo. Bene, grazie a tutti voi, buona giornata, buona continuazione di questo mese di aprile. Mandi.